Di che tipo di procedura si tratta? In realtà si tratta di una procedura con farmaci non di recente introduzione, ma che sono stati introdotti recentemente nella chirurgia della mano in sostituzione di anestesie più importanti, più pesanti per il paziente. Nello specifico si utilizza un'anestesia locale per poter portare a termine interventi che routinariamente, fino a un passato non troppo lontano, venivano effettuati o in anestesia generale o in anestesia di plesso brachiale, cioè addormentando tutto il braccio ed eseguendo un'infiltrazione di anestetico vicino al collo oppure a livello dell'ascella. Non sono necessari esami preoperatori molto invasivi, non è necessario fare una preparazione come per altri tipi di anestesia. Il paziente ha anche come grosso vantaggio di non dover sospendere terapie importanti come le terapie anticoagulanti. Il paziente in teoria arriva, fa l'anestesia come se andasse dal dentista e poi se ne va dopo aver fatto l'intervento. Dove è già stata introdotta questa procedura? È una procedura che da oltre 10 anni ufficialmente è stata introdotta in America. Molto più recentemente si sta diffondendo sempre di più nell'ambito della chirurgia della mano anche in Italia. Ci sono alcuni centri pilota, tra cui il nostro, che conducono questa anestesia. Arriveranno chirurghi da tutta Italia per partecipare a questo convegno. Qual è l'importanza per il nostro territorio di ospitare un evento di questo livello? Diciamo, sono già diversi anni, questa è l'11ª edizione che faccio, che insomma sono contento di organizzare perché è un po' il mio, come si dice, il mio pallino, ecco, la chirurgia della mano da oltre 30 anni che pratico. L'importanza secondo me è che in questi ultimi decenni in cui pratico questa chirurgia, questa ha avuto secondo me un grosso sviluppo, ecco, anche non secondo me, i numeri parlano abbastanza chiaro e diciamo, mentre fino a poco tempo fa si faceva riferimento soltanto ad alcuni centri regionali di riferimento, adesso insomma anche la nostra ASL sta avendo dei numeri importanti e dei grossi risultati in questo settore della chirurgia ortopedica, in particolare della chirurgia della mano e del polso.